Presidente, bentornato in Veneto. Allora, un cardine della riforma è il contenimento radicale del numero dei parlamentari, no? Una grande diminuzione, sindaci e consiglieri nel Senato delle Autonomie. Molti in Veneto temono che poi l'autonomia sia limitata perché vengano sfilati dei poteri. Non è così, anzi noi dobbiamo far sì che le altre regioni siano efficienti come lo sono le regioni virtuose. Il punto è che stiamo sfilando un po' di soldi ai consiglieri regionali, stiamo sfilando un po' di soldi ai fondi dei gruppi regionali, stiamo sfilando gli stipendi ai senatori, stiamo sfilando i costi della politica. Pensate che oggi con i fondi del Senato persino 5 Stelle, che è il movimento più sobrio in teoria, paga gli affitti dei dipendenti dell'ufficio comunicazione. Gli affitti uno se li paga col proprio stipendio, non coi soldi del Senato. Se passa sto meccanismo, lo Stato diventa un po' più semplice, ma non cambia niente per le regioni che funzionano bene. Certo, le regioni che funzionano un po' meno bene dovranno fare di tutto per lavorare molto meglio.